Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Andiamo con l'aggiornamento sulle borse in questo giovedì 30 luglio. Partiamo oltreoceano, Wall Street, Standard & Poor's, la percentuale verde 0,78%, 7.373, la quota 50.717, Dow Jones 0,24, la percentuale 2,65% per Nasdaq, 27.918, la quota punti, 2.916,7, Russell 2000 0,36, la percentuale ancora verde, meno 7,26% per il VIX, l'indice della volatilità, altresì detto indice della paura, esattamente 19,1. Vediamo insieme il valutario dollaro 100,08, euro dollaro 1,15, sterlina dollaro 1,34. Passiamo alle materie prime. Oro cresce 0,70%, 4.094 dollari all'once, 84 i dollari al barile. Per il petrolio percentuale rossa meno 0,41%. Vediamo per i titoli di Stato BTP Bund 82,670, una parentesi sulle criptovalute, Bitcoin 64.573 dollari, 1.912 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17.31, concluse quindi le contrattazioni in piazza affari. L'Eurozona chiude così con un solo indice in rosso di quelli che vi racconto, che è l'indice del mercato inglese UK 100, meno 0,20%, 10.886 la quota punti. Per tutti i restanti l'indice è verde. Partiamo da quello di casa nostra, FTSE MIB 1,04%, quota di chiusura 51.976, 8.473 la quota punti per il mercato francese, 0,78 la percentuale per CAC 40, IBEX 35, 19.724, la quota 1,60 la percentuale. Vediamo il DAX 0,45%, 25.574 la quota punti. Salutiamoci vedendo lo Stoxx 50 che ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà quindi una percezione esatta, precisa rispetto all'andamento. Ci dice questo 1,35%, percentuale verde, 6.333 la quota. E questi gli ultimi aggiornamenti, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.